io invece che ringrazio appunto chi è venuto qui a organizzare questo incontro per due ragioni in sostanza. Prima di tutto perché la Regione, con la Regione stiamo lavorando bene in tanti settori come fiera, ma ci fa piacere anche approfondire su altri temi, perché questa fiera è un po' una casa anche ovviamente e soprattutto delle imprese, oltre che dei visitatori, dei consumatori, e quindi la ragione per cui noi abbiamo piacere di collaborare con la Regione è che ci sono tantissime politiche regionali che riguardano proprio i cittadini, ma anche i cittadini imprenditori. E quindi anche a noi fa piacere che ci sia questo incontro qui, perché il piano casa, lo vediamo dal numero dei presenti, è un tema molto sentito, è un tema che riguarda singoli cittadini ma anche le amministrazioni comunali del territorio, le amministrazioni pubbliche in senso ampio, e quindi il fatto di poter parlare qui in Fiera di Longarone fa particolarmente piacere. Fa piacere fare il saluto, farlo io, anche perché, come detto in genere, io sono segretario della seconda commissione e questo PDL 402 l'abbiamo visto arrivare in commissione e devo dire che ne è uscito fortemente modificato, poi capirete magari anche dalle slide che cosa è successo. Io richiamo solo due temi, anche due fortuite coincidenze, nel senso che oggi parleremo della legge 14 2019, ma non possiamo capire a pieno il significato della legge 14 2019 se non ci rifacciamo alla legge sempre 14, la casualità ha avuto questo, che è quella del 2017, ovvero il consumo del suolo zero. La legge che presentiamo oggi qui a Longarone Fiere è la legge regionale 14 del 2009, recentissimamente approvata dal Consiglio regionale e soprannominata anche Veneto 2050. È una legge che traccia decisamente il nuovo solco, le nuove strategie della Giunta regionale in materia di contenimento del consumo di suolo, riqualificazione urbana, rinaturalizzazione del suolo e soprattutto prevede un sistema nuovo di lettura delle strategie politiche per il governo e la tutela del suolo, del territorio, della sicurezza del territorio e la tutela del paesaggio. È un nuovo apparato disciplinare che benissimo si salda con la legge regionale 14 del 2017, la nota legge del contenimento del consumo di suolo, che già tracciava nel proprio apparato disciplinare alcuni aspetti relativi sì al contenimento del consumo di suolo dal punto di vista numerico, assegnando ai comuni una quota di suolo consumabile per cercare di limitarne il consumo del territorio, ma tracciava anche degli aspetti che relativi alla riqualificazione edilizia ed ambientale, riqualificazione urbana, rigenerazione urbana sostenibile e riuso temporaneo degli immobili. Ecco, la nuova legge Veneto 2050, che si chiama proprio 2050 perché la Comunità Europea ha dato disposizioni affinché nel 2050 il contenimento e il consumo di suolo sia uguale a zero, e la Regione del Veneto con le due norme, la legge 14 del 2017 e per una felice coincidenza con lo stesso numero, la legge 14 del 2019, traccia proprio il cammino della Giunta regionale verso questo aspetto. L'apparato disciplinare manda in pensione, diciamo dire il termine così, il vecchio piano casa nelle sue tre versioni che ha tanto prodotto nell'economia del territorio, prendendone alcuni aspetti ma ovviamente rigenerandoli verso una nuova politica che è quella del contenimento del consumo di suolo, ma soprattutto riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici. C'è un sistema che prevede una premialità collegata ad alcuni aspetti di prestazioni degli edifici, efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche e altri aspetti, caratteristiche edilizie, ma soprattutto prevede una nuova disciplina, un nuovo istituto, e sono i crediti edilizi da rinaturalizzazione, con il quale rinaturalizzare vuol dire pulire il territorio, cleaning del territorio, acquistare volume, abbattere volume, demolire piattaforme che impermeabilizzano il territorio e trasformare questi volumi, queste aree che hanno soltanto portato ad un inquinamento visivo del territorio e del paesaggio, portarli e tradurli in crediti edilizi, ovvero generare il volume da bene dismesso, inutilizzato, che deturpa il paesaggio, in bene volumetrico o superficiale che può essere rigenerato secondo delle nuove logiche che la legge disciplina appunto. Un ultimo aspetto
è quello che si è anche istituita una commissione regionale per il paesaggio, proprio per cercare di governare, è anche un premio della qualità del paesaggio, proprio per governare e cercare di meglio gestire la qualità della progettazione in un'ottica appunto di rigenerazione delle città, che diventano il vero cuore della nuova politica regionale urbanistica. Le città diventano l'accentramento, gli ambiti di urbanizzazione consolidata, lì si deve costruire con un sistema di qualità e un sistema di efficientamento degli edifici, soprattutto la parte edilizia ed ambientale. Oggi parlerò degli adempimenti dei comuni che saranno chiamati in causa dalla legge Veneto 2050. Il ruolo dei comuni è un ruolo fondamentale perché si ritorna a dare potere di pianificazione. I comuni saranno chiamati nei prossimi mesi e nel prossimo anno e mezzo a un'attività impegnativa. Si dovrà procedere alla definizione del registro dei crediti edilizi, è il registro su cui verranno registrati i crediti da rinaturalizzazione, che sono l'elemento fondante di questa legge. Poi si dovrà procedere a una variante in cui i comuni andranno ad individuare le opere incongrue e gli elementi di degrado, gli elementi che poi, una volta demoliti, consentiranno di rinaturalizzare il suolo. Sono scelte importanti, ma sono progetti che poi alla fine pagheranno perché il processo di rigenerazione può avvenire attraverso i comuni e attraverso i comuni vengono dati gli strumenti da questa legge. Poi le scelte politiche porteranno alle valutazioni di carattere di sviluppo del territorio. Quindi questa legge è una legge che prevederà 1 anno e mezzo di valutazioni, ovviamente con tutte le forze che partecipano a questo processo, quindi ordini professionali, cittadini e forze politiche. Quindi a partire da agosto del 2020, la data che più o meno è fissata, si potrà procedere, una volta fatta questa variante, all'attivazione di quello che è previsto dalla legge. Agli amministratori e alle amministrazioni comunali l'onere di procedere alla sua corretta applicazione attraverso le idee più opportune. L'intervento che abbiamo fatto all'interno di questa nuova legge è un intervento molto particolare perché non è andato più a dare degli incentivi a caso, ma sono incentivi ben razionalizzati all'interno di alcune schede che portano una progettualità di grado superiore. Cosa significa questo? Significa che mentre prima davamo a pioggia dei volumi o delle superfici, oggi per raggiungere questi volumi e queste superfici bisogna aumentare la qualità del progettato. All'interno infatti di questa nuova legge abbiamo delle schede ben specifiche che vanno a lavorare dove? Sulla parte ambientale, sulla parte energetica e soprattutto sulla parte che porta a diminuire i consumi dei materiali ad esempio. Tutto questo è stato coniugato appunto in delle schede specifiche e questo dà la possibilità di avere una visione futura. La cosa importante è addirittura che queste schede sono in parte svincolate dalla norma, potranno essere cambiate nel tempo proprio per portare questo tipo di scelta ad una scelta che sia costante e dia la possibilità di avere questo valore aggiunto continuativamente. L'altro aspetto fondamentale per ANCI è stata la battaglia che abbiamo fatto perché i comuni ritornano ad avere la centralità. Difatti tutti gli interventi che verranno fatti con questa nuova norma prevedono che per interventi superiori ai 2000 m3 si torni ai consigli comunali. Questa è una cosa essenziale, soprattutto perché il comune diventa centrale e questo si ripete nel momento in cui si abbiano altezze superiori del 50%. Questo perché? Perché nel vecchio piano praticamente è sfuggito di mano il rapporto che c'era con i comuni e in alcune realtà abbiamo avuto anche delle distorsioni. Oggi invece i comuni con questo ritornano a essere protagonisti. Quindi ben venga questa nuova norma, dovrà essere poi verificata sul campo, se ci saranno degli elementi da cambiare la norma è aperta, ogni biennio grosso modo si faranno queste verifiche e naturalmente tutto diventa innovativo in base anche alla rigenerazione, che è il terzo punto dove i comuni sono molto contenti di questo passaggio, nel senso che non andiamo più a consumare suolo, ma il tentativo è di rigenerare anche suolo dal punto di vista naturale e questa è una grande novità che metteremo in campo all'interno delle nostre comunità. Siamo oggi a presentare qui a Longarone la nuova legge 14 del 2019, è Veneto 2050,
è la fase 2 di un percorso normativo che la Regione Veneto ha iniziato nel 2017 con l'approvazione della legge 14 del 2017, la legge sul contenimento del consumo del suolo. In continuità con le scelte coraggiose che la Regione ha fatto nel 2017, Veneto 2050 è una legge che punta a ripulire il territorio, punta a incentivare la demolizione di manufatti incongrui, dando un premio a chi fa questi interventi che il Comune ritiene rispondenti all'interesse pubblico, premi e incentivazioni sotto la forma di crediti edilizi da utilizzare all'interno dell'ambito consolidato, quello già costruito. La legge Veneto 2050 è una legge che prima in Italia punta su questi crediti edilizi da rinaturalizzazione, prima demolisci, prima ripulisci, prima riporti allo stato naturale il suolo che hai degradato con la costruzione degli edifici e poi ottieni questa capacità edificatoria. Ruolo fondamentale viene dato ai comuni che devono, con una specifica variante, andare ad individuare nel territorio comunale quelli che sono gli edifici incongrui la cui demolizione risponde a un prioritario interesse pubblico e per quegli interventi il Comune, nella sua discrezionalità, va a dare questi crediti edilizi. La Regione non lascia da soli i Comuni, perché? Perché la Regione è chiamata ad approvare questo atto entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge per dare ai Comuni indirizzi operativi per la corretta applicazione di queste novità normative.